passando ho commentato soprattutto la parte vocale, abbiamo sentito in realtà i tre principali strumenti che accompagnano oggi la musica della Sardegna meridionale. Sono molto diversi tra loro per caratteristiche organologiche, per storia, per epoca in cui si diffondono nell'isola. Ovviamente ci sono le lauredas, a cui è dedicato l'intero ciclo di concerti, che sono uno strumento fatto di canna, uno strumento aerofono, uno strumento autoctono della Sardegna, con una storia molto profonda, vecchia di secoli, attestata in Sardegna da secoli, se non da millenni, se vogliamo considerare il celebre bronzetto di Ittiri, datato VIII secolo a.C. come appunto un precursore di questo strumento. E sono certamente lo strumento più rappresentativo di tutta la tradizione musicale dell'isola. Poi abbiamo la chitarra, le chitarre che invece arrivano nell'isola in epoca spagnola. I catalani, la presa di Iglesias è del 1324, gli spagnoli stanno in Sardegna per 4 secoli ed è in quell'arco temporale che va appunto dal 300 al 700 che si diffondono in Sardegna liuti e chitarre, prima in ambito popolare, poi in ambito colto e poi discendono a livello popolare. I sardi fanno proprio questi strumenti, li modificano dal punto di vista organologico. Avete visto che lo strumento che utilizza Romeo non è una trombale chitarra classica, è una cassa più grande, più ampia. C'è una tecnica nell'utilizzo della chitarra che è stata sviluppata in Sardegna, tra l'altro con due tradizioni diverse, nel nord e nel sud. La tecnica campidanese è quella che avete sentito da Romeo. Romeo è uno dei più illustri rappresentanti della tecnica chitarristica campidanese ad arpeggio. Lo strumento ha un'accordatura particolare, insomma, quindi è uno strumento, ovviamente la chitarra è estremamente noto, conosciuto, diffuso, ma che in Sardegna ha una sua specificità importante. Poi ci sono gli strumenti a mantice che arrivano molto dopo, sono detti strumenti figli dell'epoca industriale perché nascono nell'Ottocento appunto con l'industrializzazione, strumenti anche questi diffusi certamente in gran parte d'Europa e non solo, e che arrivano dalla seconda metà dell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento in Sardegna. Le fisarmoniche, gli organetto, anche di questi i sardi si appropriano e li utilizzano per varie occasioni. In tutti e tre i casi in realtà gli strumenti vengono utilizzati per accompagnare la musica da danza, il ballo, le launeddas, gli strumenti a mantice vengono utilizzati, come avete sentito in apertura, per accompagnare la musica religiosa, i cortei processionali, e poi tutti e tre vengono utilizzati per accompagnare il canto, come avete sentito. Va bene, invece il prossimo blocco di canti riguarda canti monodici e canti monodici femminili. C'è un importante repertorio in Sardegna di canti dell'infanzia, o meglio canti dedicati all'infanzia, nel senso che sono canti che venivano in passato e ancora oggi vengono eseguiti dagli adulti, ma sono destinati e dedicati ai bambini. Le anninnias, quindi le ninna-nanne, che hanno appunto evidentemente la funzione di far addormentare i bambini, i canti gioco, il Gudur è la tipologia più importante dei canti gioco che abbiamo in Sardegna, siamo al Serra Serra, Tai Tai e così via, quindi canti fatti ai bambini per farli divertire, per farli giocare, l'equivalente del nostro battimanine. E invece Nanni Minornai, che è il terzo canto di questo blocco, è sempre un canto spesso eseguito dalle donne, che in realtà è una diversa intonazione dei Mutettus, che è quella forma poetica che abbiamo visto all'inizio. Cioè, Nanni Minornai ha una melodia diversa da quella, per esempio, detta all'ara, quella che avete sentito per su Mutettu Vroriu, quindi dal punto di vista melodico diverso, ma in realtà la forma poetica, la forma metrica che viene utilizzata per intonare questo canto è sempre quella appunto appartenente alla famiglia dei Mutettus. I due canti per i bambini verranno eseguiti in una versione insomma adattata per il palcoscenico, per cui le voci femminili saranno accompagnate da uno strumento, da una chitarra, credo. Se non sbaglio, la ninnia tra l'altro è proprio un testo composto anche da Dolores, che eseguirà prima, quindi il primo canto, che è la ninnia Dolores del Toro.